buongiorno, volevo fare questa cosa del fantacalcio. Io poi non sono bravo, non sono abituato a fare i vlog, mi scordo le cose e il caffè tutto a posto, però dopo vi porto in città con me e non vi aspettate la metropolitana perché io guido, vado in città perché strumento, cosa non si può fare. Signori, allora, voi sapete benissimo, fantascarso, tutti gli abbonati che hanno voluto partecipare, siamo 5 divisioni, 8 partecipanti per divisione e la mia squadra, i Chiarielli di Luna, io sono abbastanza contento della mia squadra, ci sono stati anche degli scambi, sono stati anche molti infortuni, io sono falcidiato dagli infortuni, non so voi, ma insomma, la porta dell'Inter completamente, Biol, se ne parlava per il Napoli, se a Napoli va su Biol io sono contento, a me piace. Buongiorno, è capitato Cambiaso che cambia un pochino, Cambiaso le sorti della Juventus, perché se sta in forma lui è difficile da prendere. Carlos Augusto qualche minuto lo fa, Darmian, insomma si alternano, lo sapete l'Inter come funziona. Del Prato un filler, dal Parma Chila, uno dei miei pupilli, e questo viene perché Michele conosce i miei pupilli e quindi quando mi propone uno scambio così, Ian dall'Atalanta, io avevo anche Teo, ho detto c'ho un attacco, c'ho una difesa troppo forte, posso rinunciare a Teo per migliorare negli altri reparti. Metto dentro Baldanzi, mi arriva Colpani dal prestito, Dele Bashiru secondo me è un giocatore ottimo, però Baroni lo sta utilizzando solo in Coppa, quindi non vede il campo. Douglas Luiz è una delle mie delusioni, mi aspettavo molto di più, chissà se recupererà ad un certo punto. Pupillo Fazzini, ma sta spesso infortunato. Su Pulisic abbiamo puntato forte e abbiamo fatto bene. Vlasic, altro pupillo che era in zona Napoli, veramente forte. Zielinski per una questione di affetto, uno me lo dovevo pigliare. In attacco Caprari, che il campo lo vede pochissimo, De Catelare, che invece un ottimo acquisto, anche lui mo in questo momento che sto registrando infortunato. Noslin dalla Lazio, perché dovevo sostituire Zapata e mi sono trovato malissimo e ne ho preso uno disponibile. Taremi dell'Inter che qualche minuto lo dovrebbe fare, Lautaro sta in forma, non sta in forma, sembra ritornato in forma, ma in realtà Thuram sta facendo la differenza. Il signor Vlahovic che mi deve delle scuse perché ho puntato forte su di lui, e Ildiz, il famoso, che mi dà vibes da Kvara, molto giovane, e lo vedremo spuntare ad un certo momento, forse non è ancora questo l'anno della definitiva consacrazione, però in potenziale. Bel giocatore. Gli agghiaccianti di Lionar stanno andando fortissimo, se non sbaglio sono primi in classifica in questo momento. La porta della Roma non solo, con De Gea in più, Angelini adoro, Bellanova adoro, Cabal sfortunato, Dorgu, Emerson Royal, Gosens, Hummels, Tavares. Guardate la scelta di Lionar tutta su terzini, su giocatori che vanno, che possono portarti assist. Vedi Tavares, vedi Dorgu, Angeligno, Bellanova, insomma tutti terzini in difesa. Io non adoro perché poi quando li devo mettere in campo mi sento male a mettere centrale Dorgu al centro della difesa, però il fantacalcio è anche così quando non fai il mantra, e dopo parliamo pure del mantra. A centrocampo De Ron, Freuler, Koné, adoro Koné, vedi, lo sapevo, Mann, Ndoye, Neres, Nico Paz, Pezzina, anche questo un bellissimo centrocampo. E in attacco Castellanos, Colombo, Cutrone, Juric, Ken e Lukman. Mica male, ed è forse primo in classifica per un motivo, perché la squadra mi sembra ben costruita. Botta team, perché qua le squadre sono mischiate e questa sta in divisione 2, ovvero nella serie TVB. E qua rivediamo la porta della Roma con Falcone in più, Angelino, Bellanova, Di Bari, vedi la scelta dei terzini, Emerson Royal, c'è Chila, Martinez quarta, Zappacosta, a centrocampo spicca Zaccagni, gli altri diciamo che ti portano meno, Baldanzi potrebbe portarti qualche bonus, ma se non gioca è difficile. La scommessa Zaniolo, e in attacco ci va giù pesante perché dopo Almquist, De Catelare, Lautaro Martinez, Nosri, Piccoli e Taremi. E mica bipartenopeo, si ritorna in Serie A. Porta della Juve più Reina, Danilo, Di Marco, Dumfries, Lazzari, Rachmani, Spinazzola, Tomori, Zappacosta. Una bella difesa, bella piena di roba. Centrocampo molto interessante, Brescianini, lui è riuscito a prenderselo, Ferguson che dovrebbe ritornare in questo momento, quindi
te lo ritrovi, Frattesi, Cop Miners, Pasalic, Politano, che alla fine gioca sempre, quindi conviene prenderselo, Samardzic e Zaniolo. È un bel attacco Roma-centrico, devo dire la verità, con Dobbik, Dybala, Nico Gonzalez che deve recuperare dall'infortunio, Sanabria, Scamacca, altro giocatore che ritornerà più in là nella stagione, e Sule. Quindi speriamo che la prossima Marco perde, perché sennò vuol dire che la Roma ci ha fatto vari scherzetti. Il Cuzzetiello Football Club punta sulla porta dell'Atalanta, più Okoye. Poi abbiamo i terzini che vanno con Dodò, Dorgu, Hummels, Lazzaro, Martin, Ruggeri, Valeri, Zortea. Si tiene basso sulla difesa. Centrocampo con Derun, Fazzini, Fofana, Orsolini, che è il bug del fantacalcio, Nico Paz, Samardzic, Suslov, che io ho preso al mantra, Tete Morente. In attacco, dopo Colombo, Sebastiano Esposito, poi Giampalo, Scamacca, c'è il pezzo pesante Thuram con Ildiz a supporto. Francesco da Miami ha puntato forte sul Maignan, difesa che mi piace moltissimo, Acerbi, Biolo, Buongiorno, Di Lorenzo, Jim City, Luperto, Masina Andicà, molti centrali però forti, e quindi io apprezzo, mi piace. Bernabé, Castrovilli che deve ancora farci capire niente, Cristante, Conè, Cop Miners, Locatelli, Pasalic, Zambo, Anghissà. Non tutti puntano su Zambo Anghissà, fantacalcio. È un attacco bello pesante con Belotti, Leao, Lukaku, Sanabria, Simeone, nel caso Lukaku si leva da match c'è Simeone, e Tengsted. Saccenza, la Saccenza di Levitan Blu, porta del Milan con possibilità Gollini e possibilità Suzuki, quindi 3 portieri potenzialmente titolari. Augello, Celic, Koulibaly, Gabbia, Lukumi, Martinez Quarta, Romagnoli e Ciacciua. Si tiene calmo in difesa, pezzo pesante a centrocampo con Cialanoglu, Cristante, Duda, Fofana, Guendouzi, Giasi, Arrui, Lazovic, e poi guardate l'attacco: Isaksen, Kvaratskhelia, Leao, Lukaku, Mihaila e Raspadov. Manu Avvisati ha puntato sulla porta della Fiorentina e ha fatto bene, perché De Gea sta dando soddisfazione a tutti i fantacalciatori. Dorgu, Hermoso, Kossunu, Lazzari, Luperto, Ndicà, Varane, Zappa, Costa. A centrocampo, dopo Adli, Brescianini, Frattesi, c'è Gilmour e spunta anche Reindeers, che sta facendo una stagione ottima con il Milan. E in attacco Abram, Colombo, Dia, Dybala, Bangula, che via da Bangula, una roba incredibile, e Raspadori. TVP, Time Paradox, punta sulla porta del Napoli con Meret, Caprile e Okoye. Acerbi, Bissek, Di Lorenzo, Dossena, Gaspar, Mina, Pavlovic, Voivoda. A centrocampo finalmente spunta un Barella. Fadera è un altro bug perché gioca in attacco. Gaetano, Castanos, Lovric, Orsolini, altro bug, Uden e Perrone. Abram, Castro, Dallinga, quindi Castro, Dallinga, Mota, Pinamonti, poi Giampalo. Forse in attacco si potrebbe fare qualcosa di più, ma Pinamonti è titolare, uno dei due del Bologna sono titolari. Abram col Milan potrebbe fare qualcosa, poi Giampalo era quel pupillo del Venezia che potrebbe svoltarti. Il Fablo versatile SSC Kvarrubata, ma porta del Napoli. Poi c'è Carlos Augusto, Celic, Gatti, Fabio Versatile che si piglia Gatti, Lazzari, Marusic, Oliveira, Romagnoli, Sergi Roberto, Ederson dell'Atalanta, spunta Lovric, McKennie, McTominay, Politano, Reinders, Ricci, Zielinski, anche lui, Abram, Adams, Castellano, Scutone, Kvaratskhelia e Lucca. E Fabio è l'unico che si può prendere Kvara senza rischiare di rovinarlo, perché lui lo prese nell'anno dello scudetto, quando lo prendo io lo rovino, quindi bene che stia a Fabio. Michele, che si piglia Teo da me, porta dell'Atalanta, Coco, Adoro, Teo Hernandez, Mancini, Masini, Ndicà, Ruggeri, Sergi Roberto, Viti. A centrocampo abbiamo un Lobotka mica male, Loftus-Cheek, Mkhitaryan, Oristanio, Strefezza, UEA. In attacco Dia con Thuram sono le due punte di riferimento. Mosquera alla fine con noi, poi vediamo, non lo so, è così. Luca è sicuramente un titolare, e Vitigna una mia delusione di quest'anno. Peppe Di Palma con lo Spartak Maran, punta su Provedel che non sta facendo una grande stagione con la Lazio. Ezibue, Kalulu, ottimo acquisto, Kyriakopoulos, Lazzaro, Martin, Pezzella, il Teo Hernandez dei Noartri, Vasquez e Zemura, Bernabé, Henderson, Ilic, Marin, Ilic e Ricci, bellissima, Suslo, Zaccagni e Anghissà.
E in attacco interessantissimo Bonni con Brenner, Esposito, Kristovic che deve fare qualcosa di più, vediamo se Giampaolo fa riprendere anche Kristovic, Lautaro Martinez e Toven, mica male. Ponni e Claudia, Vincenzone con Claudia che fanno la squadra insieme, in porta De Gea oltre a De Gregorio, quindi 3 portieri fortissimi. Bastoni, Coco, Darmian, Gabbia, Gaspar, Pezzella, Savona e Zemurà, mica male la difesa. A centrocampo Busio, Colpani, Fabian che purtroppo gioca poco ma è un gran colpo, Fadera, Karstrob, Maldini, Marin e Mkhitaryan. In attacco Brenner, Caprari, Castro, Dallinga la coppia, Gudmundsson che purtroppo stava facendo anche bene, poi è arrivato l'infortunio, e Pinamonti, il principe dei bellini. La porta del Torino, si va al risparmio sulla porta. Baschirotto, Bastoni, Beukema, Dodò, Gatti, Giannetti, Luperto, Pavard. Difesa di equilibrio. Busio con Seisao, questo è un gran colpo con Seisao che poi gioca in attacco. Fabian, Maldini, McTominay, Pellegrini, vediamo insomma così. Reinders, insomma bellissimo il centrocampo. In attacco c'è Adam, Gudmundsson, Morata, piccoli Reteghi, bella squadra. Bufalina Dop. La porta dell'Inter più Gollini, Beukema, Biraghi, Gallo, Ismaili, chissà se viene Ismaili, Mina, Pavard, Tavares, Van der Brempt, Adli, Belaiane, Cialanoglu, Douglas Luiz, Frattesi, Ndoye, Uden, Thuram, Kefren Thuram. Attacco pesante con Dobbik, Keane, Lukman, Morata, Rebic, Toven. Mamma mia che attacco. Napoli 3, tutta la porta del Torino. Cambiaso, Koulibaly, Danilo, Dossena, Gosens, Pavlovic, Spinazzola, Ciacciua. A centrocampo molto interessante Neres, Pessina, Man, uomini da bonus, Ilic, Gilmour da meno bonus, Gaetano potenziale bonus con Seisao e Brescianini da bonus, quindi centrocampo molto bonus. Juric, Nico Gonzalez, Isaksen, Luvumbo, Mosquera, Vlahovic. Se non fosse che Vlahovic sta facendo le fetecchie, i suoi gol li sta facendo, però squadra interessante. FC Lamentini che poi fa anche la Gazzetta tra di noi, la gazzella dello sport. La porta della Lazio, terzini che spingono come Dumfries, Teo Hernandez, Kalulu, Kolasinac, Mancini, Moreno, Rachmani e Tomori, quindi anche qualche centrale. Barella, Eckelkamp, Ferguson, Guendouzi, Oristanio, Pulisic, Strefezza, Vlasic, bellissimo il centrocampo. E in attacco Bonni, Dia, Dybala, Kristovic, Reteghi, Sule. Bella squadra. Giuliano punta sulla porta dell'Atalanta, più Gollini più Reina, quindi tutto misto. Cabal, Cambiaso, Danilo, molto juventina questa difesa, più Di Marco, più Gosens, più Teo Hernandez, mamma mia, e Spinazzola. A centrocampo Oristanio ovviamente. Somme è un giocatore che a me piace moltissimo, magari ha pochi bonus ma mi piace proprio come giocatore, teniamolo presente come vice anche chissà. Sottil, Strefezza, Thuram e Zaccagni da bonus. Bonni, Brenner, Castro, Dobbik, Tengsted e Zapata. Peccato per Zapata, tutto il resto mi sembra molto buono. SSC, la caca! Porta della Lazio ma anche della Roma. Bastoni, Del Prato, Dodò, Dossena, Dumfries, Hila, Olivera, Zortea. Tutta titolarità. Busio, Colpani, Douglas Luiz, Fazzini, Frendrup, Cop Miners, Ndoye. Non tutti hanno puntato sul computer, ma poi dipende. Vabbè, non tutti hanno puntato, li vediamo perché sono 5 divisioni. Banda, anche lui si è infortunato, è morto. De Catelare, Gudmundsson, Pinamonti, Vlahovic, Ildiz. Molta sfortuna qua, in attacco ti devi arrangiare, non c'è Banda. Forse non ci sarà De Catelare, non c'è Gudmundsson, Vlahovic non c'è, Pinamonti e Ildiz, non puoi fare altro. Peccato. Pesquara, calcio con De Gea, Montipo e Terracciano. In difesa Calabria, Coco, Dossena, Emerson Royal, Gallo, Ciacciua, Tomori, Zampano, Barella, Dele Bashiru, Ellerson. Io poi i giocatori del Venezia veramente mi rifiuto di conoscerli. Carlson, Ndoye, Neres, Politano, Som, Bonni, Castro, Cutrone, Dallinga, Taremi e Thuram. SSC Skyrim o Skyrim, la porta del Parma. Non si spendono soldi in porta. Bastoni, Circati, Del Prato, c'è molto Parma in questa squadra. Izzo, Olivera, Romagnoli, Sergio Roberto, Spinazzo. Si risparmia in difesa. A centrocampo invece c'è Conceição, c'è Cop Miners, anche Ealing Junior è potenzialmente un crack del Bologna. Mkhitaryan, Saelemaekers, interessante mo che ritorna. Ciauna, Zielinski e attacco anche pesante. Adams, Lukaku, Mihaila, Morata, Reteghi, Sule. Bella squadra. Pescara, Manzia,
porta del Milan più Montipò, più Audero, può scegliere quello che vuole, Angeligno, Di Lorenzo, Ezibue, Kyriakopoulos, Posch, Ruggeri, Tavares, Ciacciua, i terzini, è una cosa che faccio poco ma che dovrei fare di più. Çalhanoğlu, Cristante, Ederson, Koné, Pasalic, Pellegrini, Rovella, Adoro e Anghissà. In attacco Castellanos con Leao, con Lautaro, con piccoli Taremi, con Toven, bella squadra. Paris Saint-Germain, porta della Juve più Reina, Gosens, Kossunu, Mancini, Miranda, Parisi, Ruggeri, Valeri, Zappacosta, molti terzini, Çalhanoğlu, Castrovilli, Guendouzi, Lovric, Mann, Messias, Messias pure, vediamo se troverà spazio, pure poteva essere un potenziale crack a centrocampo. Pessino, il solito rigorista, e in attacco Dia, Keane, Lucca, Pinamonti, Tengsted e Vitinha. Forse si può fare qualcosa di più in attacco, ma Keane sta dando soddisfazione. La coppia di Akin è la mia coppia poi del mantra, ci arriveremo. Autonomia, Kvaratskhelia, Donnarumma e Milinkovic-Savic, più scuffetta del Torino, Beukema, Koulibaly, Darmian, Teo Hernandez, Masina, Mina, Tavares, Zappacosta, Bateli, Ferguson, Koné, Locatelli, Mkhitaryan, Nico Paz, Strefez e Vlasic, belli da bonus quelli là, Kowalski, Lautaro Martinez, Pinamonti, Giampaolo, Tengsted e Toven. Anche qui parecchi gol in attacco se distribuiti bene. Sigari FC, Di Gregorio, Okoye e Vasquez, in teoria la sorpresa di tutti i portieri di quest'anno. Bellanova, Beukema, Carlos Augusto, Coco, Darmian, Gaspar sta dando soddisfazioni, Miranda e Pezzella. A centrocampo Bernabé, Duda, Gaetano, Maldini, Mann, Neres, Orsolini, Ciaunà, parecchi bug. Isaksen, Lukaku, Morata, Giampaolo, Sanabria e Sule. Da Sule pure ci aspettavamo qualcosina in più, ma non dipende da lui perché la Roma è un cantiere aperto. Acci vostri, Magnan, Martinez, Sommer, quindi la porta del Milan e la porta dell'Inter. Angeligno, Baschirotto, Bellanova, Di Lorenzo, Di Marco, Ghila, Martinez Quarta, Moreno. Adoro questa difesa, bella equilibrata, ci sono terzini, ci sono centrali, mi piace. Adli, Brescianini, Colpani, Frattesi, Castanos, Lasovic, Pulisic, Giaccagni. Adoro questo centro, questa è la mia squadra preferita so far. In attacco Djuric, Dobbik, Dybala, Esposito, Gudmundsson, Mosquera. La coppia purtroppo Dobbik-Dybala ti penalizza, ma in teoria, vedi pure con Gudmundsson che è infortunato, mi piace tantissimo difesa e centrocampo, anche la porta in attacco purtroppo. Non sta andando bene perché a Roma non sta andando buoni, i crediti ce li abbiamo noi. Francesco punta sulla porta dell'Inter, Koulibaly, Ien, Hummels, Lazzaro, Lukumi, Ranieri, Rachmani, Vasquez. A centrocampo Deron, Fabian, Freuler, Ilic, Lobotka, McTominay, Mkhitaryan e Saelemaekers. C'erano un po' troppi da non bonus qui, compreso Deron, sono titolari però pochi bonus, e poi si sale con McTominay, Mkhitaryan e potenzialmente Saelemaekers. In attacco Adams, Cutrone, Lookman, Mihail, Thuram, risale la squadra con l'attacco. Lino Banfield, Gollini, Okoye e Skorupski. Si sceglie il portiere con la partita più facile. Biol, Darmian, Dodò, Lazzari, Martin, Pavard, Pavlovic e Zortea. Non si spende molto in difesa. A Rui Lefè, comparso Lefè finalmente. Loftus-Cheek, Orsolini, Pellegrini, Reindeers, Ricci e Strefezza. Bell'attacco con Belotti, Leao, Lookman, Lautaro Martinez, Piccoli e Vlahovic. E che combina? Martinez e Vlahovic nella stessa squadra, più Lookman, più Leao, impossibile. Tant'è vero che è primo nella divisione serie martedì, Lino Banfield, ma è attaccato al dopolavoro Cirio. Entrambi a 16 punti, poi segue il Paris Saint-Germain, quindi la squadra è fortissima ma non c'è fuga. SSC, sigaro e whisky, i nomi sono qualcosa di meraviglioso. De Gea, Skorupski e Terracciano, Bani, Bastoni, Biol, Gaspar, Gosens, Mazzocchi, Ruggeri, Zappa, con Seisao, Dele Bashiru, Forson, mai sentito nel mondo, non lo so, Ealing Junior, Mann, Samardzic, Anghissà e Zaniolo, Adams, Bonni, Keane, Kristovic, Taremi, Thuram, quindi ci si affida sulle certezze in attacco. Jugoslavia, porta del Napoli più quella del Bologna, Biol, Comuzzo, vedi che grande intuizione. Gin City, Kolasinac, Pongracic, la meno intuizione perché sta dando problemi alla Fiorentina. Skurs magari ti ritorna.
E Sergi Roberto Sosa, con Seisao, Ferguson, Foganà, Lazovic, Pulisic, Samardzic, Survos, Vlasic, bel centrocampo di tanti bonus. E in attacco Juric, Esposito, Nico Gonzalez, Kvaratskhelia, Rebic e Scamacca. Quindi hai puntato su dei giocatori che magari ti possono ritornare per il finale di campionato dai il colpo di coda. Altra squadra di Nicola Lombardo, ma quanto è importante. Turati, vediamo, ma anche con Milinkovic, Savic ed Audero, Biraghi, Buongiorno, Cabal, Cambiaso, Giannetti, Ismaili, Rachmani, Da Cugna, Emerson, Fabian, Fendrup, Ghiasi, Lobotka, Malinowski. Peccato per Malinowski, perché c'erano potenzialmente dei bonus a centrocampo. Decatelare Nico Gonzalez, Luvumbo, Nosli, Giampaolo e Zapata. Anche qui sei stato un po' sfortunato con gli infortuni, perché altrimenti la squadra era bella forte. Scarsenal, Falcone, Milinkovic, Savic e Suzuki. Bissek, Buongiorno, Gatti, Gilbert, Mancini, Martin, Masina e Pavard. Centrocampo, Baldanzi, Barella, Fadera, Guendouzi, Loftus-Cheek. È molto equilibrato, ci sono degli offensivi ma ci sono anche dei mediani, Marin, Pessina e Ricci. E in attacco abbiamo il capocannoniere più Mota, Luvumbo, Lucca, Kristovic e Kin, tutte punte centrali, tranne Luvumbo e Mota che si aggirano intorno alla punta centrale. SSC di BZ, di Gregorio Provedella e Sommel, tutti i portieri della Serie A scelta, ma non ti mette in difficoltà, Alessà, quando poi devi scegliere, scelgo la partita facile della Juve, la partita facile della Lazio, io andrei al manicomio. Ermoso, Martinez Quattro, Pavar, Rachmani, Sergi Roberto, Spinazzola, Tomori, Zemura, Adli, Baldanzi, Gaetano, Ghiasi, Ilic, McTominay, Pellegrini, Politano, bel centrocampo. E in attacco Onquist, Castro, Cutrone, Caramò, Lukman e Moschera. Forse in attacco si poteva fare qualcosina di più, ma c'è Lukman. L'Erta Bellino Magnan, Sportiello e Svilar, quindi Milan o Roma. Bellanova, Bissek, Cambiaso, Dumfries, Pongracic, Posch. Si prepara per il cross, Vasquez, Zortea. Poi a centrocampo Douglas Luiz, Fazzini, Frattesi, Fendrup, Maldini, Ndoye, Pulisic e Zaccagni, tutti pupilli. Dallinga, Dybala, Nico Gonzalez, Leao, Retegui, Vlahovic. Che attacco fulminante. Ertabellino che è secondo in classifica in Serie E. L'autonomia Kvaratskhelia è avanti di un punto. SCC Sammini, Caprile, Contini e Meret. Quindi la porta del Napoli compreso Contini, Angeligno, Bremer. Peccato. Di Marco, Dodò, Gatti, Ian, Pavlovic, Sabelli, Bernabé, Colpani, Ederson, Fabian, Lazovic, Loftus-Cheek, Pasalic e Rovella, bello. In attacco Castellanos, Dovic, Lucca, Morata, Noslin, peccato Zapata. Tu qua non ti sei liberato dei lungodegenti Zapata e Bremer per pigliare qualcuno allo svincolato. Speriamo che ti ritornino in tempo. Dopo Lavorocinio, il signor incompetente, Carnesecchi, Meret e Provedel. Quindi si sceglie Koulibaly, Ezipue, Teo Hernandez, Ian, Hummels, Kalulu, Savona, Vogliacco, Douglas Luiz, addirittura Foloruncio, che tra l'altro è ancora infortunato, quindi non lo tenete presente. McTominay, Pasalic, Rovella, Suslov, Vignato, Vlasic. E attacco con addirittura Simeone vicino a Kvara, c'è Ildiz, quindi Kvara e Ildiz nella stessa squadra, godo. Isaksen, Brenner e Abram. Acciaccarella, Vince, Carnesecchi, Montifò e Rui Patricio, Coco, Dorgu, Dossena, Mari, Miranda, Romagnoli, Sosa, Ciacciua, Duda, Guendouzi, Lovric, Marino, Ristanio, Orsolini. Ecco qua si riprendono i bonus con Orsolini e Pessina e Serdar. Belotti, Colombo, Giuric, Gudmundsson, Kvara e Piccoli. E andiamo poi con la Royal Partenope di Pino Diretta, Gollini, Okoye, Padelli. Quindi non si punta forte sui portieri. In difesa Acerbi, Biraghi, Jim City, Emerson Royal, Mancini, Olivera, Vogliacco, Zanoli, che potrebbe essere un giocatore da bonus, Cialanoglu, Lobotka, Messias, Nicolussi, Caviglia, Rafia, Ricci, Suslov e Zerbin, un filler che capisco, pure io l'ho fatto in altri fantacalci. Abram, Cerri, Decatelare, Lukaku, Mota e Rebic. Se si ripiglia Lukaku ti riprendi anche tu. E poi la Napoli Soccer FC di Luigi, Porta del Parma, Baschirotto, Buongiorno, Cabal, Di Lorenzo, Lazzari, Luperto, Savona, Voivoda, Barella, Brescianini, Fofana, Freuler, Arrui, Kopp, Miners, Neres, Zielinski,
DA, bello Koop Miners, Neres, Zielinski, che quanta qualità. DA, Esposito, Mbangula, Rocha, Livramento, solo col Napoli doveva segnare, Vitigna e Ildiz. E chiudiamo con i 10.000 sigari di Paolo, Falcone, Scuffetta e Svilar. In difesa Dorgu che va, Dumfries che va, Gatti che resta e prende a pugni la gente, Gigo, Lazzaro, Mina, Tavares che va, infortunato in questo momento, Viti, Baldanzi, Bernabé, Gaetano, Hernani, Ilic, Maldini, Marin, Samarzic, potenziali tanti bonus a centrocampo, Beltran, Castellanos, Colombo, Kristovic, Mbangula e Toven. Bello, tante squadre equilibrate, ci stiamo dando battaglia e ci stiamo divertendo tantissimo. Oltretutto sono 5 divisioni, ma noi abbiamo anche una classifica generale della Formula 1, perché non è detto che se tu stai in divisione martedì non puoi competere per essere il migliore in assoluto del fantacalcio, ed è giusto così. La classifica della Serie A mi vede secondo in classifica in questo momento. Cerco di rimanere attaccato alla Ionar, ma c'ho Saccenza alle calcagna e quindi c'è tanta concorrenza. Ma lo sfizio è vedere la Formula 1, cioè tutte le squadre in competizione tra loro in base ai punteggi. Guida AC Vostri con 63 punti, Erta Bellini. Questo può succedere di tutto, a ogni giornata si può ribaltare tutto. Autonomia Kvara, Lamentini, Paris Saint-Germain, Bufalina, Sigaro e Whisky. Io sono ottavo e in questo caso sono davanti di un punto rispetto agli agghiaccianti e ci stiamo divertendo un mondo. E volevo farvi vedere un attimo la mia squadra mantra. Sono tristemente sesto. La classifica è abbastanza corta, siamo a 5 punti dalla vetta, però è difficile fare punti in questo campionato, perché al di là del fatto che sia il mio primo mantra e quindi sono andato un po' nel panico nell'asta finale, non sapevo come coprire tutti i ruoli in base al mio modulo di riferimento che doveva essere il 3-4-2-1. Scelgo la porta della Roma. In difesa io stavo bello contento con Bremer, Coco, Di Lorenzo. Ecco, già con questi tre mi sento abbastanza sicuro. Bremer, Edson Paz. Hummels non gioca mai. Emerson Royal, una scommessina decisamente persa finora, però potrebbe migliorare. Alla fine mi ritrovo spesso a utilizzare Baschirot e De Winter anche lui infortunato, quindi togliamo da mezzo Bremer, togliamo da mezzo De Winter. Male. Centrocampo già più interessante con Di Marco, con Çalhanoğlu, e mi stava andando bene finché Sergi Roberto era in campo. Anche lui infortunato. Adesso manco Çalhanoğlu posso mettere, devo utilizzare i filler, cioè Frendrup e Stevez. Tale Bashir non gioca mai. Zurkorsti, anche lui sempre infortunato. Alla fine mi ritrovo a mettere Neres per prendere il mio 6 risicato con Suslo e Vlasic. Ecco, Vlasic me lo ritrovo spesso titolare. In attacco addirittura ho preso Leao e non lo so perché. Con Caprari, Dia, Kin, Scamacca ha preso a 1 perché mamma me lo prende, vediamo se ritorna in tempo, e da Vitigna, come vi dicevo, mi aspettavo qualcosa in più. Poi quest'anno ho voluto esagerare, ho accettato anche l'invito dei miei cugini e quindi abbiamo fatto un ulteriore fantacalcio dove qua ci sono regole un po' strane, siccome 6 portieri, non ho capito il perché. Insomma vabbè, la porta dell'Inter e la porta del Cagliari, dammeli a 1, non mi interessano. Sono abbastanza contento di Bastoni, Biol e Mina. Poi da Posch mi aspetto più titolarità, Italiano e Pazzo. Questi sono 2 scommessine, non giocheranno mai né Palacio né Palestra in quest'anno, così. Però Kossunu non è male. Camarà è uno che va, potenzialmente ce le ha qualche bonus. Non male secondo me il centrocampo. Ciukwueze preso negli scambi, Fazzini, Frattesi, Gaetano, Gagliardini non gioca mai più, Guendouzi, Koop Miners e il mio filler Zerbin. E poi sono molto sfortunato qua, Banda infortunato, Caprari non gioca mai, Sebastiano Esposito sì, ma veramente quando lo metti. Kin mi sta andando bene, Sanchez non recupera mai più, avevo preso a inizio stagione così, e Vlahovic è quello che sa. La classifica mi vede terzo e su 10, insomma non c'è male, questo è un fantacalcio a 10, quindi un po' più complicato. Però abbiamo fatto i nostri 22 punti, non veniamo raggiunti dalla quarta in classifica se perdiamo la prossima, ma possiamo agganciare la seconda. Il Celta Vino è
completamente andato, Alessandro, ha già vinto, congratulazioni. Vado a rispondere ai vostri commenti sull'altro episodio del vlog dedicato agli abbonati. Wow, sono il primo a mettere like, questa non è una domanda, quindi un abbraccio a Francesco. La storia di Fluidzot, che gamer sei, che ti piace giocare? Caro Michele, Fluidzot nasce... Allora, il nome nasce da Heroes of the Might and Magic. Heroes of Might and Magic, gli artefatti di Azeroth. Ci fu un periodo a scuola dove dovevamo scrivere delle cose, delle storie fantasy, insomma io misi tutto in mezzo così, e il mio nickname Fluido diventava Fluidzot nel mondo tra Warcraft e Heroes, specialmente Heroes of Might and Magic ero completamente folle, e quindi il fantasy, bene, c'era questo giochino che c'è ancora, Castle Crash, che è questo a 3 lane dove tu metti i tuoi cose e devi distruggere il castello degli avversari. E giocavo, cercavo dei tutorial online, vedevo giocatori che facevano dei tutorial male, proprio dando consigli sbagliati, e dissi ma fammi fare pure a me un video così do un consiglio mio, magari acchiappa a qualcuno, eccetera eccetera. Diventai moderatore del gioco, insomma per un periodo ero proprio fissato, quindi aprì anche il canale Fluidzot di gaming. Poi il gioco è diventato un pochino troppo pay per win, molti degli utenti leggendari hanno abbandonato, io ho litigato con quelli là del gioco perché io la dicevo come me la sentivo quando facevano delle cose sbagliate per il gioco, e quindi ci siamo divisi. Ogni tanto continuo a giocare, ma adesso Fluidzot si deve dedicare al calcio. Valerio, sei diventato indispensabile, l'unico su YouTube che ha la campanella e notifica, unico abbonamento per me, grande rispetto per il tuo lavoro, grazie Raff. Mick Valerio, l'unica fonte attendibile quando si parla di Napoli, grazie Alfredo, Ad Maiora. Grande Vale, grazie Ross. Marco, ho apprezzato molto questa chiacchierata più confidenziale, bello vederti sotto un'altra luce, sei l'unico mio abbonamento e ne vado assolutamente fiero, dovresti riproporre più spesso questo genere di video in cui ti siedi 2 minuti e ci racconti qualcosa di più intimo, e guardiamoci nell'anima. Marco, lo farò. Bravi Vale, comunque è interessante sapere come si organizza un canale YouTube a questi livelli, ma vedere sempre video, stare sempre sul petto non ti fonde il cervello? Dico, avrai anche qualche svago oltre la musica del Napoli? Daniele, è un po' la storia della mia vita, cioè quello che è il mio svago è spesso diventato poi il mio lavoro, come è nato, come è successo con la musica. Forse il calcio è una delle cose, il calcio giocato era il mio svago, che però non diventa un lavoro, nel senso andare a giocare a pallone con gli amici non l'ho mai fatto a livello agonistico, ho fatto scuola calcio che ero già troppo grande e non avevo possibilità di competere, di sviluppare tecnica, poi fisicamente io non posso reggere l'agonismo, e quindi giocare a calcio è lo sfogo, e lo faccio anche qui a New York. Abbiamo degli amici che giochicchiano senza grandi pretese, anche che siamo musicisti e dobbiamo stare attenti alle mani. Però sì, ti dico la verità, stare sempre sul pezzo non ti fonde il cervello? Sì, ogni tanto sì, però staccare completamente poi mi fonde il cervello in un altro senso, che mi sento in colpa quando non porto i contenuti, perché sono più ingrippato con la community che non con l'argomento stesso. Ecco perché questo poi tipo di contenuti poi dedicato a voi e magari un po' più personali mi può portare a pensare meno al calcio e pensare di più alla community. Si è creato questo rapporto di cui io non posso più fare a meno, è un rapporto di simbiosi, di dare e avere, che voglio mantenere. Sapete, è nato con il periodo della pandemia e quindi io là sono rimasto sano di mente grazie alla community. Quindi sì, gli svaghi sono quelli della vita di tutti i giorni, con mia moglie, quando usciamo a cena, quando andiamo in giro per negozi o andiamo semplicemente a fare una passeggiata, perché per fortuna New York è anche non solo palazzi, non solo ferro, ma è anche tanto verde, e quindi noi ne approfittiamo. Per il resto quelle che sono le mie passioni sono diventate anche il mio lavoro, perché la musica è quello che mi porta avanti economicamente, e anche il canale dà una grossa mano. Che bello l'arredamento alle pareti, grande stima per quello che fai e per come riesci a farlo, grazie mille per questo video, me lo sono sciroppato tutto. Quanto è importante avere AMSIC, la PlayStation, Gio Pellecchi e il cuscino tattico rosso. Grande Fabio. Tra l'altro questo video esce bello lungo, dovrei dividerlo in 2 parti, ma non lo farò.
perché mi scoccio di poi così. Una vita da mediano, per differenziarti magari dalla canzone sarebbe bello portare un contenuto in giro per New York a trovare italiani, anzi meglio ancora napoletani e tifosi del Napoli, e sapere cosa ne pensano del percorso della squadra, delle magliette che non si trovano e come organizzano loro per trovarle, per guardare l'umore di queste persone, ecco, più che i rumori. È una bella idea, Fabio. Io adesso vi porto a New York per la musica, però l'idea di mettermi la maglia e di andare a fare un po' di interviste ce l'ho, e vediamo se trovo il coraggio, perché poi non voglio nemmeno disturbare. Alla fine sono un po' timido, non lo sapete, ma lo sono. Proposta: raccogliere canzoni a richiesta e poi riproporle, semmai tutto in live con la tua band, trio in studio. Bella proposta, caro Luigi. Dobbiamo sempre stare attenti, poi purtroppo con le canzoni si rischia il problema del copyright. Certo, quando le riarrangi magari suonano diverse abbastanza che non te le flaggano, però le cover sono sempre pericolose online, perché tu le posti, arriva la casa discografica, te la blocca e ti fanno una segnalazione che non è il caso. Grande Vale, bellissimo video, diverso dal solito su YouTube, sei l'unico che seguo, un martedì pazzesco. Grande Vale, salutoni. Quale youtuber che parlano e suonano bassi segui? Parlo dello strumento musicale. Catello, Stefano, c'è Davy dei numeri, quel bassista italiano che poi si è trasferito all'estero, che è fortissimo e che aveva proprio capito come fare video che diventassero virali col basso. Non era facile, quindi lui mi viene in mente. Poi ne ho seguiti tanti negli anni, ce ne sono. I super tecnici sono belli da vedere perché ti impressionano, però a un certo punto ti scocci pure, vuoi sentire qualcosa di diverso, di bello più che di difficile, e col basso è difficile, perché poi il nostro ruolo è molto spesso di accompagnare la canzone, di dare un senso al ritmo della batteria e di dare logica alle melodie della chitarra e del pianoforte. Noi abbiamo un ruolo da mediano, veramente, stare lì, fare tanta legna per il cantante che poi deve prendersi gli applausi, eccetera eccetera. Io quando posso mi spingo più in là per essere un po' più protagonista anche, nonostante il ruolo del bassista so che sia diverso, però non ce ne frega tanto, l'importante è il gioco di squadra. Onestà intellettuale e competenza calcistica, orgoglioso e fortunato di far parte di questa community. Grazie Giorgio, responsabile sia come youtuber che come musicista. Grazie Vittorio. Grazie, è interessante vedere il dietro le quinte. Magari puoi fare un video per far sapere di più sulla tua storia, come sei finito a New York, come facevi prima, cosa facevi prima. Un abbraccio a te e tutta la community. Dobbiamo beccarci uno di questi giorni, che è vergognoso che siamo tutti e due a New York. Alessandro, è vergognosissimo, veramente. Scrivimi in privato e vediamo. Insomma, io non esco tanto, dovete sapere che non esco tanto, perché quando esco è per lavoro principalmente. È difficile che esca per svago, perché poi molto spesso, anche quando ci sono le settimane piene di tipo 4-5 serate a settimana, che capita, e poi quando stai a casa recuperi, che altrimenti la stanchezza si fa sentire. Comunque è tosta fare tardi la sera e tornare a casa di notte, insomma non è facilissima come vita, e quindi spesso mi riposo, spesso sfrutto i periodi non di lavoro per stare a casa con mia moglie e riposare. Però ci dobbiamo vedere assolutamente. Come sono finito a New York, io prima a Napoli comunque facevo musica e sempre musica ho fatto, e con il mio batterista Tony decidemmo alla fine di provarci. C'erano un paio di amici che si erano trasferiti a Los Angeles e stavano andando bene. Ci siamo guardati nell'anima per un annetto mentre andavamo alle nostre serate nei locali, e si abbassavano sempre di più il cachet, pigliavamo sempre meno soldi e non andava a migliorare. Dice Tony, ma qua dobbiamo provare a dare una svolta, perché non ci credo che non può essere meglio di così. E andiamo a vedere che si dice dall'altra parte dell'oceano. Non fu Los Angeles ma fu New York, per una questione anche di possibilità, perché a Los Angeles devi avere subito la macchina, a New York ti puoi muovere con i mezzi all'inizio, e poi dopo un anno e mezzo, quasi due, insomma, di sacrifici, che devi trovare la band. All'inizio lavori ma non guadagni niente praticamente, e abbiamo tenuto duro, e adesso
vediamo i frutti dei sacrifici. Ed io che mi ero perso questo contenuto, grande Vale. Insomma, queste vi porto a suonare. Chiudiamo a livello musicale, perché New York per me questa nasce così e poi diventa tanto altro. Vi abbraccio e vi bacio, siete i miei eroi, ma veramente, però veramente così. Lasciate il like anche qua, vediamo che succede. Sono bravo a fare i vlog, mi dimentico che poi il resto della giornata, i vlog più che altro, o traffico, school bus. Io in realtà devo andare a Manhattan, ma giro a Brooklyn, perché credo che sia il modo di arrivarci meglio il traffico. Ah, queste poi sono le fumarole. Si vede la fumarola? What the fuck is happening here? What the fuck is happening here? I fumi delle fogne. Ci sono... Ah, c'è una zucca sfiatata. Perché Halloween è finito e adesso è Thanksgiving. Sta pure Dario. Ciao. Non lo invidio, è un lavoro di merda. E noi siamo qui. Un poco storta. Poi ci sarà. Olivera si è struppiato. Una partita Uruguay-Colombia che non potete avere idea.
il ginocchio, Bielsa, poi ne parliamo.